Le cose che posso dire di più di Valerio è che è veramente una persona altruista e non solo come papà per me, nei confronti appunto anche del mio compagno, un secondo papà verso tutti gli altri familiari, gli amici, i vicini, una persona veramente splendida, innamorato del proprio lavoro, innamorato della propria famiglia. Trattiene le lacrime a stento Tatiana Michetti, figlia di Sandra Botton, la compagna del brigadiere capo Valerio Dapra. Per lei era un secondo padre, una presenza che garantiva sicurezza. La signora Sandra è nella loro casa di via Friuli a Padova, non riesce a parlare, troppo il dolore per la perdita del compagno. Mia mamma è distrutta, siamo tutti distrutti e credo che le lacrime non si possano quantificare tra la giornata di ieri, dalla mattina, alla giornata di oggi. Siamo tutti distrutti. Tutta la comunità si è stretta intorno a noi, ci racconta il compagno di Tatiana. L'altra sera, tornando da Verona, la famiglia si è fermata nella pizzeria del quartiere e subito tutti hanno voluto ricordare Valerio, segno di quanto ha lasciato nei cuori delle persone. Le forze dell'ordine o comunque il carabiniere, in questo caso Valerio, come tutti gli altri, fanno un lavoro veramente eccezionale, sono al servizio di tutti e onore per questo. Valerio Dapra avrebbe potuto essere già in pensione, aveva maturato i requisiti per ottenerla, ma ha scelto di continuare il lavoro che amava. L'amore per il proprio lavoro l'ha portato a proseguire, lui è un operativo a tutti gli effetti e quindi ha deciso di proseguire il suo lavoro, il suo percorso, ecco.